Eccoci qua, cari telespettatori, siamo sempre con il presidente di Legambiente Francesco Tosato, stiamo commentando il report malaria di Legambiente 2024, focalizzando in modo particolare nell'area di Padova, della pianura padana, insomma un'area che densamente popolata, che presenta delle criticità e purtroppo la situazione è allarmante per quel che riguarda l'emergenza sanitaria. In Italia 50.000 decessi correlati all'inquinamento atmosferico. Sono numeri importanti, Presidente. Sì, è chiaro, sono numeri importanti ed è un'emergenza che è attenzionata anche dall'Unione Europea. Insomma, è giusto cambiare anche quello che è la narrativa attorno a questo tema. Parliamo di salute pubblica, ci sono decine di migliaia di morti premature dovute all'inquinamento atmosferico che vanno ad aggravare situazioni magari già presenti nella salute delle persone, però è chiaro che l'effetto su ad esempio l'apparato quindi respiratorio, ma anche chiaramente l'origine poi di problemi come tumori, quindi come il cancro, diciamo è certificata, quindi lo dicono ormai anche i medici, lo vediamo anche nei media quasi tutti i giorni, ma ci sono anche patologie poi respiratorie come l'asma, insomma è un tema importante e quindi vanno applicate diciamo delle misure a tutela su cui l'effetto c'è, esiste positivo, c'è già stato, c'è un trend di miglioramento. Infatti se guardiamo le medie annuali sia per il PM10 sia per le polveri più sottili ancora il PM2.5, parliamo comunque di medie che sono ormai dentro i limiti di legge nazionali, però che da qui al 2030 in realtà dovranno essere ancora ridotte perché avremo poi una legge ancora più stringente. Io scusi la interrompo, sì. che essendo distante sì. abbiamo questo ritardo. Le persone non tutte sono a conoscenza del 2030, cioè che cos'è che deve essere fatto entro il 2030? Poi torniamo anche alla situazione, vedevamo la cartina prima nelle varie città italiane, ci spieghi? Allora, l'Unione Europea andrà ad aggiornare quelle che sono le proprie direttive, quindi la propria direttiva, per poter abbassare ulteriormente i limiti, come dire, consentiti di inquinanti nell'aria. Ad esempio, per il PM10 ad oggi sono consentite 35 giornate di sforamento in un anno, quindi 35 giorni in cui si potrà sforare il limite di 50 microgrammi. Al 2030 saranno soltanto le 18 le giornate consentite, con un limite però non di 50 ma di 45. E ad esempio la media invece annuale, non le giornate di sforamento ma la media, attualmente sono quindi 40 microgrammi consentite, verranno consentiti soltanto 20. Questo perché l'Unione Europea si sta allineando a quelli che sono i consigli dell'OMS, che dice attenzione, guardate che addirittura per il PM10 il valore consigliato per la salute sarebbe di 15 microgrammi. E quindi l'Unione Europea sta cercando di avvicinarsi e di porre dei limiti più stringenti che saranno obbligatori per i Paesi membri. Cosa vuol dire obbligatori? Allinearci. Cosa vuol dire obbligatori? C'è prevista anche una sanzione? Sì, certo, ci sono delle sanzioni e già l'Italia ha 3 procedure di infrazione in corso per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, da polveri sottili e da biossido di azoto e il PM2.5. Quindi ci sono già in infrazione e paghiamo delle multe molto salate. Certo, ecco, vedevamo prima la cartina che è anche interessante dell'Italia. C'è un altro messaggio, scusi. Ricordiamo che febbraio è il mese degli spandimenti, attività che peggiora nettamente la qualità dell'aria, ma di quanto? Quindi forse qua si parla di agricoltura. Sì, qua si parla di agricoltura, si parla di spandimenti di liquami per appunto rendere più fertile il terreno, che sono normati a livello anche regionale, per cui è possibile ad esempio utilizzare, quindi spandere i liquami ad esempio non con strumenti a pioggia, ma devono essere quindi regolamentati in base all'altezza, in base anche alle giornate. Ad esempio nelle giornate di bollino rosso non è possibile utilizzare questa pratica. Chiaramente nelle aree quindi rurali questo incide moltissimo, sono spesso poi giornate di sforamento per quanto riguarda quindi la qualità dell'aria, perché chiaramente hanno una produzione di
poi è una diffusione di ammoniaca, quindi che produce poi PM10 secondario. Per cui attenzione, perché spesso si pensa che noi nelle aree rurali con meno traffico abbiamo una qualità dell'aria superiore, ma in realtà abbiamo un altro problema che è quello degli allevamenti intensivi da un lato, ma anche delle pratiche agricole che magari non sono a norma di legge. Perché però se lo spandimento è regolamentato per legge con prodotti in fin di conti naturali è ugualmente dannoso, e l'agricoltura come fa? Dipende in realtà chiaramente se le attività sono, diciamo, come dire, a norma di legge, perché chiaramente i controlli devono essere fatti, ma non è così semplice entrare in tutte le aziende agricole della nostra regione o del bacino padano, e in ogni caso comunque è un'attività che ha un impatto importante su quanto riguarda l'inquinamento, perché anche se andiamo, diciamo, a rispettare quelle che sono le normative attuali, ci sono ad esempio delle normative che sono ancora troppo blande per quanto riguarda lo stoccaggio dei liquami, quindi che in alcuni casi non sono ad esempio coperte le vasche diciamo di raccolta, ma dovrebbero essere invece chiaramente coperte per facilitare quello che, anzi per impedire quello che è la diffusione poi dell'ammoniaca. Certo, allora le chiedevo prima che arrivasse il messaggio di guardare insieme appunto la cartina dell'Italia, eccolo qui, le città italiane più inquinate da PM10 nel 2024, e ce ne sono moltissime nella pianura padana, quindi abbiamo visto anche veramente anche Vicenza, Venezia, Treviso, Rovigo, Verona, oltre naturalmente a Padova che ha dei numeri importanti, però quello che a me stupisce è anche il discorso per esempio di Terni, che ha lo stesso valore di Mantova, che è nella pianura padana, o di Monza, e anche di Cagliari per esempio, 29, più o meno come Rovigo. Come mai? Cagliari che dà sul mare, o Palermo, eccetera. Il mare non mitiga, non c'è un ricircolo maggiore di aria e più possibilità che non all'interno della pianura padana. Quali sono le problematiche qui? Sì, beh, chiaramente la cartina poi è evidente, ma insomma la maggior parte delle criticità si concentra appunto nel bacino padano. Poi ci possono essere dei casi, come dire, anche abbastanza isolati ormai, di dati un po' più diciamo, da attenzionare anche in altre aree d'Italia, che sono molte di meno, e qui si va a vedere quali sono le specificità o del territorio oppure della presenza antropica. Banalmente, Catania ha chiaramente dei dati che sono influenzati dalla presenza dell'Etna, quindi c'è un'emissione di polveri sottili naturali di cui di fondo, come dire, è difficile intervenire. Palermo immagino che abbia, anzi vedendo anche dai altri report nostri come ecosistema urbano, ha ad esempio una grandissima circolazione di auto, spesso quindi molto vetuste, quindi fortemente inquinanti, rispetto ad esempio in pianura padana che abbiamo delle normative dovute appunto a causa diciamo, dell'inquinamento atmosferico, in cui si circolano ormai con auto che sono almeno Euro 5 tendenzialmente. E poi ci sono chiaramente caratteristiche particolari come grandi poli industriali in alcune città anche del centro-sud, o ad esempio c'è una caratteristica quindi geografica per cui ad esempio ci sono città che sono chiuse dagli Appennini e hanno meno circolazione d'aria, quindi insomma poi ci sono casi chiaramente isolati che vanno analizzati singolarmente. Assolutamente. Per esempio anche Venezia, che si affaccia comunque sulla laguna, ha dei dati abbastanza allarmanti, 30. Sì, ma Venezia ha una particolarità, diciamo, non abbiamo il traffico veicolare, ma abbiamo quindi le imbarcazioni che vanno a motore diesel per lo più. E che inquinano, basta vedere traffico passare in quel caso marittimo. Infatti, anche in questo caso qui intervenire però con l'elettrico è quasi qualcosa di molto difficile, o non dico utopico, però si avvicina, soprattutto quando parliamo di imbarcazioni di una certa stazza. Sì, beh, è chiaro che per le grandi navi, ma insomma non è quella la strada, ci sono eventualmente altre tecnologie, però è chiaro che possono essere, diciamo, elettrificati le piccole imbarcazioni. Insomma, Venezia principalmente ha quel tipo di traffico poi di piccole e medie imbarcazioni, per cui insomma, poi abbiamo anche tutta la caratteristica, in realtà la presenza del polo di Marghera, quindi in realtà insomma poi l'aria ovviamente non è che non ha confini, come dire, comunali, no? Quindi certo.
diciamo è tutto poi legato. Un altro messaggio: bisogna andare via dalla pianura padana e trasferirsi in zone collinari, altrimenti moriremo tutti di mal d'aria, scrive un telespettatore. È sufficiente le zone collinari oppure proprio tutta un'area che, a prescindere che ti trovi nei colli asolani, iberici o ganei, sei immerso? Fino a che altezza arriva l'inquinamento? Poi adesso io non conosco eventualmente i dati delle singole stazioni, magari anche della parte collinare, però è chiaro che comunque il bacino padano, insomma, risente tutto di questa problematica. In montagna abbiamo comunque, anche nelle aree magari più lontane, abbiamo comunque altre problematiche, in quel caso forse relativamente alle biomasse legnose, quindi all'utilizzo di legna per la combustione. Però è chiaro che possono essere fatti dei miglioramenti, ce ne sono stati molti, è giusto dirlo, negli ultimi 30 anni, 20 anni, da un miglioramento tecnologico, soprattutto del parco quindi veicolare. Serve quindi chiaramente maggiore attenzione per quanto riguarda adesso un upgrade tecnologico del riscaldamento, e serve più attenzione alle pratiche agricole. Gli allevamenti intensivi hanno un grande peso, soprattutto nell'area lombarda, ma anche nell'Emilia Romagna, in parte in Veneto. Insomma, vanno regolamentati, attenzionati, e possibilmente allevamenti intensivi andrebbero anche ridotti come numero. Certo. Qua vediamo un altro grafico che ci mostra la differenza di impatto sostanzialmente del tipo di sostanze tra PM10 e biossido di azoto. Che cos'è che rileva qui, Presidente? Ma qui rilevo che i dati, quindi questi qui sono le medie annuali, sono tutte nell'attuale norma di legge, ma come vedete la riduzione necessaria, quindi le colonne diciamo a destra, evidenziano la necessità di quello che sarà la situazione al 2030. Quindi abbiamo tutti degli interventi che sono quantomeno, delle riduzioni necessarie che sono quantomeno in doppia cifra, perché al 2030 avremo una normativa più stringente che si allinea, come dicevo prima, più a quelli che sono gli standard di salute consigliati dall'OMS. Per cui possiamo, come dire, diciamo, non dico stare più tranquilli, ma dobbiamo migliorare ulteriormente, perché ripeto, i dati sì sono norma di legge attualmente, ma questa legge è un po' troppo blanda e verrà cambiata. Per cui serve diciamo, un salto di qualità in quello che sono le politiche di risanamento della qualità dell'aria. Chi è competente a intervenire in questo senso? Sono i comuni? Sono gli interventi a livello regionale? Lo Stato? Qual è la competenza? Cioè chi deve far cosa? La competenza in realtà è diffusa, è chiaro che un grande impatto ce l'ha la regione, che appunto stabilisce quelle che sono appunto il piano di risanamento di qualità dell'aria. Quindi la regione, come dire, ha l'autorità per poter normare tutti quelli che sono i settori di cui abbiamo parlato, dal traffico veicolare al riscaldamento quindi alle attività agrozootecniche, e lo fa, diciamo, adesso che è stato appena discusso, quindi verrà approvato il nuovo piano della qualità dell'aria per i prossimi anni. È chiaro che poi i comuni devono recepire queste normative e devono chiaramente applicare quelle che sono le indicazioni regionali. Servono poi chiaramente delle risorse a disposizione, perché insomma, non sono interventi a costo zero, e in questo caso servono quindi anche le risorse nazionali, e chiaramente servirebbe anche una maggiore attenzione normativa a livello nazionale, che ad oggi manca, e ad oggi soprattutto c'è un po' questa sensazione di aver delegato in qualche modo alle regioni del nord Italia il grosso del lavoro, dicendo insomma sostanzialmente è un problema del nord Italia, che invece non è risolvetelo così. in qualche modo. Infatti abbiamo visto, vediamo velocissimi l'ultima cartina che parla del biossido di azoto, concentrazioni importanti, però non è soltanto nel nord Italia, appunto come diceva lei, ma ci sono anche regioni del sud, e quindi non solo PM10 ma anche altre sostanze che sono dannose. Esatto, quindi questo diciamo, dato è importante. Guardate Roma, Napoli, Palermo, Catania, come dicevo prima, il biossido di azoto è soprattutto l'inquinante molto legato al traffico veicolare, e vedete sono città che hanno tante auto, Roma, Napoli, Palermo, e spesso quindi vecchie, quindi vetuste, più inquinanti. Quindi questo proprio è un po' la cartina tornasole per quanto riguarda l'incidenza del traffico veicolare.
Allora, Presidente Francesco Tosato, io la ringrazio moltissimo di averci dedicato del tempo, so che è molto impegnato e le auguro buon lavoro. Grazie a voi telespettatori di averci seguito. Se volete rivedere questi dati, queste cose, queste considerazioni, guardate la puntata su YouTube o sul web. Buon proseguimento, a presto. Grazie ancora.